Euroregione News. Lezioni alla Befana. Aris, principato sbalorditivo. Aris di Rivignano Teori, in provincia di Udine, è da anni il luogo dove, in occasione delle festività epifaniche, si svolge la manifestazione Incendio sul fiume Stella, che con il prologo a cura della giovanissima Banda Primavera e la processione sul fiume a cura del Canoe Club Fiume Stella, che con le fiaccole sistemate a poppa e a prua delle loro canoe hanno virtualmente acceso la catasta galleggiante, che in realtà era dotata di un sistema automatico d'accensione. Mentre le fiamme della zattera in mezzo al fiume si facevano sempre più alte, sono partiti alcuni razzi con fuochi d'artificio dalle finestre centrali della villa. A quel punto è iniziato a uscire del fumo da Villa Savognano Otelio e luci di tutti i colori illuminavano l'interno della stessa. Tutti pensammo a un problema con i fuochi artificiali che, accesi all'interno, stavano creando un incendio pirotecnico, supposizione confermata anche dal fumo sempre più intenso e la luce incrementale multicolore che a quel punto stava coinvolgendo anche il piano superiore della villa. Tutto finto, studiato nei minimi particolari e perfettamente riuscito. L'incendio di Villa Savognano Otelio ha lasciato tutti a bocca aperta. Terminata la fantastica sceneggiata della villa che sembrava bruciasse, sono ripresi i giochi pirotecnici dal terreno sottostante che praticamente lanciavano i razzi proprio sopra la zattera sul fiume. Lo spettacolo pirotecnico a Villa Otelio è stato sbalorditivo e, sebbene non sappia cosa passerà per la testa del sindaco Mario Anzil e soci nei prossimi 12 mesi, credo la Befana quest'anno mi abbia dato una bella lezione. In Friuli Venezia Giulia ci sono tantissimi eventi tradizionali in prossimità del 6 gennaio, d'Argento, Gemona del Friuli, Cividale, Trieste e tanti altri, ma anche la possibilità di scoprire la passione della gente che insieme con amministratori volenteriosi e industriosi realizzano spettacoli veramente eccezionali come quello di Aris. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.